Focus TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori. Allora, prima di cominciare con le nostre notizie, come di consueto, vediamo che variazioni ci sono state nella notte per quanto riguarda i nuovi casi positivi. Allora, guardiamo la tabella inviata all'azienda Zero e vediamo che dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina si sono verificati 416 nuovi casi. Andando a vedere la situazione all'interno degli ospedali, bene, come ieri, 2 segni meno sia in area non critica che in terapia intensiva, segno che ci sono persone che stanno uscendo dalle situazioni più serie e più gravi. Meno 26 il dato di questa mattina, meno 26 pazienti quindi in area non critica e 3 pazienti in meno in terapia intensiva. Questi due dati sono più che positivi e nello specifico andiamo a vedere che il totale dei ricoverati positivi in area non critica è pari a 1542. Per quanto riguarda invece la terapia intensiva siamo a quota 289 pazienti, quindi pazienti positivi in terapia intensiva. 11 le persone che nel corso della notte non ce l'hanno fatta, resta sempre questo dato inquietante purtroppo, noi continuiamo a darvi questi aggiornamenti, il dato che è quello che pesa assolutamente più di tutti, quindi 11 persone non ce l'hanno fatta. E una crisi che sta toccando da vicino purtroppo tantissimi lavoratori. A Padova sono proprio i commercianti che sono stati davanti al tribunale per chiedere maggiori aiuti, per chiedere maggiori contributi, per chiedere di tornare a lavorare, anche perché sono tantissime le attività commerciali anche in una città ricca come Padova che stanno chiudendo proprio in questo periodo di difficoltà particolare. Sarebbero 300, secondo l'Ascom, le attività commerciali che a breve entreranno in tribunale con i libri contabili per decretare il loro fallimento. Una cinquantina di commercianti di tutta la provincia hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia di via Tommaseo in rappresentanza di 80 tipologie di negozi, tutte in sofferenza, tutte che tenacemente non vogliono fallire. Le gioiellerie di città sicuramente hanno perso tra un 30 e un 50%. Noi nella zona turistica ad Abano Terme siamo anche oltre il 50% di perdita. I commercianti chiedono regole uguali per tutti per lavorare e accogliere i clienti in sicurezza. Poi però succede che nello stesso settore, come quello degli ambulanti, c'è chi da martedì ha ripreso a lavorare e chi è fermo dal febbraio 2020. I fieristi sono chiusi da marzo dell'anno scorso e non c'è nessuna intenzione di riaprirli. Fieristi, sono quelli che fanno sagre, quelli che fanno assolutamente quelle di paese, feste di paese, queste cose qua. Questi non hanno la possibilità di aprire e non ne hanno neanche la prospettiva di quando aprire. I costi sono rimasti gli stessi, i ricavi sono crollati. In 14 mesi, dicono, si sono dimenticati di noi. Non ci si sposa più perché non abbiamo certezza, non abbiamo i tempi, quali sono? Noi dovremo convivere con questo virus, quindi cosa vuol dire? Dobbiamo trovare un protocollo per farli questi matrimoni, andiamo avanti ancora 2 o 3 anni? La gente ha voglia di sposarsi, glielo posso garantire, perché anche ieri ho avuto il negozio pieno, perché vogliono, però non sanno, ma aprono a giugno, aprono a luglio. Il problema è un altro, se abbiamo trovato un protocollo per le crociere, perché non lo troviamo anche per i matrimoni? In sicurezza? I commercianti in provincia di Padova sono 3.500, ma ben 20.000 sono i loro dipendenti e collaboratori. Io sfido qualsiasi persona a lavorare e vivere in questa incertezza. Vogliamo certezze adesso, altrimenti per noi veramente le porte di questo palazzo dovremmo passarle. 1.400 sono i bar, altrettanti i ristoranti e 200 circa le birrerie, i locali da ballo. Solo nella giornata di Pasqua non hanno lavorato 14.000 persone che invece in anno normale avrebbero lavorato, nel 2019 avrebbero lavorato.
Una situazione decisamente critica, difficile, che abbiamo visto interessa la città di Padova, in realtà interessa tutta la regione Veneto, così come critica la situazione per chi si occupa del settore benessere, parrucchieri, parrucchiere, estetiste. Tra l'altro è sorta un po' una polemica a Treviso per quanto riguarda alcuni parrucchieri, alcune parrucchiere che hanno voluto tenere aperto ugualmente nonostante non si potesse. Allora c'è da capire se si tratta di abusivi o che magari persone che non ci hanno pensato più di tanto, si parla di superficialità in alcuni casi. Comunque insomma la polemica c'è ed è parecchia. La guerra dei parrucchieri e la confusione sui centri commerciali. Gli acconciatori che hanno il negozio nelle gallerie commerciali possono aprire o no nel weekend? La norma parla chiaro, no. Eppure nel primo sabato del Veneto in arancione regna il caos. Da Treviso a Venezia a Vicenza fioccano le segnalazioni di saloni aperti eppure subissati di prenotazioni, visto che dopo 3 settimane di chiusura la voglia di messa in piega, taglio e tinta è tanta. E monta la rabbia di chi ha tenuto chiuso. Da dove origini la confusione cerca di spiegarlo Confartigianato, che rimarca la differenza tra le misure previste dal decreto Conte rispetto a quello di Draghi. Noi siamo artigiani, quindi doveva rimanere chiuso solamente l'attività del commercio, che poteva essere una vendita di un vestito o di una scarpa. Quindi noi non facevamo parte di quella realtà, essendo attività artigiane, quindi c'era stata data l'apertura. Questo perché dico? Perché ora invece nel decreto che hanno emesso Draghi proprio è esplicito che le attività di servizi alla persona all'interno dei centri commerciali c'è la chiusura. Quindi nel weekend parrucchieri chiusi nei centri commerciali. Un'ingiustizia, dice Confartigianato, che ha già avviato una raccolta firme per l'equiparazione delle attività dentro e fuori la grande distribuzione. Resta la questione di chi oggi è aperto, furbetti dell'acconciatura o convinti in buona fede di poterlo fare? Niente, quindi chi ha tenuto aperto in buona fede oggi lo ha fatto, se non è andata dentro nessuna ispezione potrebbe anche passarla liscia, però ovviamente avendo un registratore di cassa che fa uno scontrino online la verifica ti viene. C'è chi dopo ovviamente dice vabbè ci provo e tengo aperto, però la realtà è tutta un'altra. Realtà lavorative a rischio, ce ne occuperemo nel corso del nostro telegiornale, andremo a vedere anche diversi settori, vari settori che stanno soffrendo particolarmente, ma adesso ci occupiamo invece di tutta quella che è la partita vaccinazioni, nello specifico le persone che vengono vaccinate, già in corso la settimana che si è appena conclusa, sono appunto vaccinate dai medici di base, la fascia d'età dai 70 ai 79 anni, e allora andiamo a vedere un po' nel giro nella nostra regione come si sta svolgendo. Cominciamo con Padova, poi andiamo nel Vicentino lungo appunto la Val Brenta e vedremo come si sta sviluppando e dislocando soprattutto la serie di vaccinazioni e come stanno lavorando i medici di base. Allora andiamo a Vigonza. Contentissima, avevo una paura che non arrivavo al vaccino, invece adesso veramente sono contenta. Sono felice di averlo fatto. Veramente non vedevo l'ora. 110 vaccinazioni in una mattina alla medicina di gruppo Vigonza Medica. La compongono 12 medici di base che nel fine settimana, così da non interferire con l'attività di ambulatorio, stanno iniettando il siero anti-Covid AstraZeneca ai cittadini di età dai 70 ai 74 anni. Parlando con il proprio medico che dà informazioni serie in un momento in cui le informazioni che viaggiano sui giornali, per televisione, sono anomale e talvolta bislacche, con il proprio medico si tranquillizzano, anche perché noi selezioniamo i pazienti, cioè i pazienti che possono e che devono fare un determinato tipo di vaccino fanno quel vaccino. Per quelli che non lo possono fare per qualsiasi motivo e per qualsiasi buona ragione vengono rinviati a un momento diverso. Seguirà la vaccinazione a domicilio delle persone che non riescono a muoversi. Aspettiamo la disponibilità dell'USL, adesso ci hanno dato per questa seduta vaccinale 110 dosi e questa mattina le abbiamo fatte tutte. Quando ci le daranno 500 faremo 500. Alla medicina di gruppo Vigonza Medica operano anche 4 infermieri, una struttura che per mesi ha fornito tamponi anche in sistema drive-in e che ora, insieme all'iniezione del vaccino, fornisce pure tranquillità.
Lo dimostra il fatto che l'affluenza è stata regolare, senza intoppi. Visto il proprio medico curante, il quale le ha rassicurato durante l'anamnesi e la richiesta del consenso per fare il vaccino, sono stati seguiti fino in fondo, cioè anche nel quarto d'ora di attesa presso la sede per garantire una sicurezza, sono stati tranquillizzati e sono stati sereni. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Focus TG, siamo nuovamente in diretta, abbiamo sentito prima della pausa la situazione nel Padovano delle vaccinazioni da parte dei medici di medicina generale. Andremo a vedere nel corso del nostro notiziario anche in altre zone della regione come appunto si stanno muovendo i medici di base, le strutture e le aree appunto vocate per vaccinare la fascia d'età 70-79 anni. È iniziata però praticamente dalla scorsa notte, tutta la giornata di oggi, quella fase parliamo di previsioni del tempo, di meteo, fase di pioggia. Ne avevamo parlato ieri con Nicola Sfarronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Pioggia, aveva detto Nicolas, in effetti in pianura, e appunto in montagna si presenterà la neve, e così è stato. E allora abbiamo in collegamento telefonico Denis Lunardi, vice sindaco di Gallio. Buongiorno Lunardi, buongiorno vice sindaco. Insomma, lei ci ha girato alcuni video, siamo a Gallio, zona Campomulo, zona Melette, e guardiamole assieme queste immagini. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, oggi si è ripresentata la neve, allora in paese piove, viene un po' mista, mentre appunto in zona Melette e Campomulo nevica molto bene, come un pieno inverno. Appunto si vede praticamente la neve che sta scendendo, e più che altro la cosa che fa riflettere, si vedono i mezzi al lavoro, perché ricordiamo che quell'area è quella, io mi ricordo benissimo quando tornammo dopo la tempesta Vaia, quell'area è stata devastata letteralmente da quel momento terribile di maltempo, e adesso ci sono i mezzi al lavoro che continuano, giusto? Sì, esatto, confermo, non ci siamo mai fermati, nemmeno proprio nel pieno dell'inverno, ci siamo mai fermati, i mezzi hanno sempre lavorato, quando in quota c'era troppa neve li abbiamo portati in zone più basse e più assolate dove potevano lavorare, si sono fermati solamente proprio per le festività di Natale, e tuttora sono lì che lavorano, e man mano che la neve si ritira i mezzi si alzano per ripulire quello che rimane insomma ancora della tempesta Vaia, comunque sempre operativi ecco, adesso tutto l'anno. Si vede che appunto dalle immagini che lei ci ha girato in mattinata, appunto stanno cercando di ripulire, sistemare, tagliano i vari tronchi, cercano proprio di riordinare la situazione, poi i tronchi verranno portati a valle, immagino. Beh sì, è indispensabile, poi i tronchi vengono portati a valle con dei camion, vengono messi su dei piazzali di stoccaggio e poi vengono a loro volta ricaricati per venire portati sulle segherie o portati addirittura all'estero, perché il nostro legname viene utilizzato sia in ambito nazionale ma viene anche esportato all'estero. Ecco, una cosa che fa pensare, fa riflettere, dà anche un po' di tristezza, è vedere questi impianti che sono completamente bloccati, fermi. Quest'anno è un anno del tutto particolare, è stato tra l'altro, oltre al Covid, un anno beffardo per chi si occupa di discesa, di impianti di discesa soprattutto, perché la neve c'è stata da prestissimo quest'anno, perché ai primi di dicembre ha cominciato già a nevicare in maniera abbondante, copiosa, una bella neve, proprio l'ideale per sciare, continua ancora adesso, però che facciamo? Stiamo solo a guardarla. Esatto, però ci rattrista, nel senso, l'altopiano naturalmente quando arriva la neve è una gioia. Quest'anno era una gioia un po' malinconica, perché alla fine abbiamo avuto tantissima neve, sembrava prenotata, perché appunto poco prima
del ponte della Madonna, dell'Immacolata, nevicato abbondantemente e tuttora abbiamo la neve, dunque sarebbe stata una stagione ricca di neve ma anche ricca proprio nell'ambito temporale della neve, perché dall'inizio stagione fino agli ultimi giorni. Certo. Ahimè abbiamo potuto esclusivamente guardarla, ansiato solamente i sci club, chi poteva, insomma i tesserati sci club, per il resto nell'ambito turistico è servito a poco, il Covid ha fermato tutto, gli impianti erano fermi, per noi è stato veramente un grandissimo danno e una grande beffa con tutta questa neve. Sì, ancora una volta una vera e propria batosta che ha preso tutta l'area montana, sia dell'altopiano, sappiamo benissimo l'importanza a livello economico del turismo sul vostro altopiano, che anche su tutta quanta quella che è la fascia del Grappa e del Bellunese. Siete in forte sofferenza, state appunto attraversando un periodo difficilissimo e non bastano i ristori, giusto? Ma non bastano i ristori, oltretutto ultimamente dalle nuove informazioni che abbiamo il piano ristori specifica di ristorare appunto i comprensori sciistici. Sì. In altopiano noi non abbiamo comprensori, abbiamo stazioni sciistiche e questa differenza proprio letterale, no, nel nuovo decreto vogliamo far capire fuori. Qual è la differenza? Spieghiamo alla gente comune cos'è la differenza tra comprensorio e stazione. Allora, comprensori vengono visti come comprensori quelle stazioni sciistiche che sono collegate assieme, mi viene in mente, 4 passi ad esempio nelle Dolomiti, no? Tutta una serie di caroselli diventa un comprensorio, mentre da noi, avendo il Monte Verena a sé stante, le Melette a sé stanti, il Caberlaba a sé stanti, vengono considerati stazioni sciistiche. Però alla fine il danno c'è, che uno sia un comprensorio o una stazione, quest'anno non ha lavorato, quindi noi riteniamo doveroso, insomma, ricevere quanto i comprensori dei ristori. I nostri operatori non hanno lavorato e anzi hanno speso soldi, perché non dimentichiamoci che dall'inizio dell'anno veniva sempre prorogata questa apertura, no? Fra 20 giorni apriremo appena dopo le feste, e si sono spesi soldi, abbiamo speso soldi per casse automatiche, perché prevedeva la vendita con casse automatiche, vendita online, la formazione ai dipendenti riguardanti la questione Covid, insomma ci sono state delle spese senza un giorno di apertura e adesso si parla di ristori e veniamo tagliati fuori. Penso insomma sia un ulteriore smacco alle nostre attività di montagna. Ecco, voi siete pronti a dar battaglia proprio per quello che è un vostro diritto, insomma. Beh, certo, noi naturalmente non siamo stati là a guardare, ci siamo già mossi e qualcosa già, insomma, sembrerebbe stia cambiando. I sindaci di Unione Montana per prima si è mosso anche in ambito regionale, ad esempio l'assessore Donatan si è prodigata diverse volte per la situazione dell'altopiano di questi ristori. Stiamo facendo istanze, sembrerebbe insomma che qualcosa venga cambiato, ci contiamo. Diciamo che più che altro è indispensabile oltre contarsi, perché vuol dire sopravvivere o chiudere i battenti di qualche attività. C'è il forte rischio che alcune attività, anche alcuni alberghi possano chiudere? Gli alberghi, parlavo proprio ieri con il direttore di un albergo di Gaglio e mi diceva sono 6 mesi che non vendiamo una camera, però dice mi sono arrivate bollette dell'energia elettrica, ricordiamoci che quest'inverno è stato un inverno anche particolarmente freddo, il riscaldamento andava, questi enormi alberghi chiusi, però il riscaldamento andava e naturalmente il gas costa, dunque arrivano fatture, arrivano parcelle, arrivano le tasse da pagare senza avere niente che rientri. Certo. Quindi qualcuno appunto è lì veramente nel filo del rasoio e non sa se potrà riaprire per l'estate o fare sopravvivere le attività. Quindi sono indispensabili di ristori precisi, sicuri soprattutto,
per la montagna è indispensabile, altrimenti appunto come dicevo prima qualcuno non ce la farà. Ecco, appunto adesso si aspetta davvero con una particolare ansia tutto quello che sarà nei prossimi mesi, quindi soprattutto il periodo caldo, il periodo estivo, che sappiamo quanto importante è, tanto quanto quello insomma invernale per il vostro altopiano, per i turisti, per l'afflusso di visitatori e quant'altro. Esatto, sicuramente anche lì siamo un po' in stand-by. Io seguo la parte proprio nel mio paese, la parte turistica, e anche per quanto riguarda eventi e promozione siamo un po' nella nebbia, perché nel senso non abbiamo ancora date certe, non si sa dove andremo a parare, se si riaprirà, ci auguriamo di sì, perché ormai insomma la situazione è esasperata. Però ad oggi non abbiamo nulla di certo, né noi amministratori né i nostri operatori turistici. Questo era il periodo dove si cominciava a vendere i pacchetti turistici per il periodo estivo e futuro invernale, ma ad oggi siamo ancora qui che ci guardiamo in faccia e ci facciamo le domande uno con l'altro dicendo cosa facciamo, ci riusciremo, cosa ci verrà proposto e quando ripartirà la macchina turistica dell'altopiano delle Alpi. Al momento siamo in stand-by, diciamo, ecco, però la situazione è veramente dura e esasperata. Io allora ringrazio Denis Lunardi, vice sindaco di Gaglio, nonché assessore tra l'altro anche proprio al turismo di Gaglio. Grazie Lunardi per averci fatto anche questo spaccato di quella che è la situazione dell'altopiano, una situazione non semplice purtroppo che interessa anche la nostra montagna. Grazie Lunardi, grazie e buona giornata. Noi ci fermiamo. Grazie a voi e ai vostri telespettatori, grazie. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante, c'è una brevissima pausa. Rieccoci nuovamente in diretta. Abbiamo sentito dalla voce del vice sindaco di Gaglio, Denis Lunardi, la situazione davvero pesante e critica in cui sta versando la nostra montagna, la montagna dell'altopiano. Abbiamo aperto il collegamento mostrando invece le immagini della neve, le belle immagini insomma di neve che appunto sta scendendo in queste ore, come era stato già annunciato anche dalle previsioni del tempo. Continuiamo invece a occuparci adesso della questione vaccinale e soprattutto della vaccinazione che è in atto da parte dei medici di medicina generale alla fascia di persone tra i 70 e i 79 anni. Abbiamo visto nel Padovano come sta andando, andiamo invece nel Vicentino, nello specifico in Val Brenta, a Solagna, per vedere come si sono organizzati i due comuni di Val Brenta e Solagna. È un'iniziativa anche dovuta nei confronti della popolazione in particolar modo. È un'iniziativa buona, vedo che insomma non ci sono problemi particolari. I pazienti fragili li abbiamo deviati praticamente alle strutture dell'ASL in base alle patologie e noi facciamo quei pazienti che possono essere tranquillamente vaccinati in queste strutture diciamo esterne alla struttura ospedaliera. E voi che vaccini state utilizzando adesso? L'AstraZeneca è l'unico che abbiamo a disposizione, ma ben venga, considerato il problema che c'è, insomma è un vaccino che non ha nulla diciamo di inferiore agli altri vaccini. E può essere che questo abbia una copertura un po' inferiore, però è sempre un vaccino valido. Io direi che quelli che sono titubanti si facciano avanti e si facciano vaccinare, perché il vaccino è sempre utile. Io sono sempre stato a favore dei vaccini, sia l'anti-influenzale che anche l'anti-Covid qua. Nonostante la prima titubanza delle persone nei confronti del vaccino AstraZeneca, l'afflusso di anziani è stato molto positivo. Come si sente ad essere oggi qui come volontario per questa causa? Beh, è orgoglioso intanto, perché le cose stanno andando bene e mi sembra che sia tutto abbastanza coordinato bene. Per il resto felice che si faccia a Solagna, sicuramente,
speriamo che vengano vaccinati in molti, più che altro. Questa iniziativa è stata presa molto positivamente da tutti i cittadini. Speriamo che sia di esempio anche per altri comuni. In effetti, appunto, avendo questi due comuni, questi due enti, perché sono stati alla fine i due sindaci di Valbrenta, Ferrazzoli e Bertoncello di Solagna, che hanno organizzato questo punto, questa sede vaccinale dove tutti quanti i residenti dei due comuni quindi possono recarsi, e ci sono tutti i medici di base, abbiamo tra l'altro sentito alcuni di loro che appunto stanno effettuando le vaccinazioni alla fascia 70-79 anni. Restiamo nell'ULSS 7 Pedemontana, perché avete seguito senz'altro nel corso dei nostri telegiornali nei giorni scorsi il discorso legato al cambio sede vaccinale, non più al palazzetto, al Pala Angarano, ma verrà trasferita, anche su suggerimento nostro di Rete Veneta, verrà trasferita all'ex sede dell'Eurobrico. Ma allora i lavori stanno cominciando e ci sono anche delle idee interessanti che ci ha dato il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza. Pronto per il cambio sito della sede vaccinale di Bassano, come avevamo proposto anche noi di Rete Veneta. L'ULSS ha optato per l'ex Eurobrico di via Capitelvecchio, prestato a titolo gratuito da un privato, e si tratta di una location ideale, accessibile a tutte e tutti, che garantisce riparo adeguato nei tempi di attesa, che non ha nulla a che vedere con quella individuata qualche tempo fa, ricorderete, dalla sindaca Pavan come alternativa al Pala Angarano, il Pala 2, che altro non si può definire se non una gigantesca barriera architettonica, considerando che a farsi il vaccino vanno anche le fasce più deboli e fragili della popolazione. Innanzitutto un ringraziamento alla famiglia Pengo che ci ha offerto questo bel capannone che è cellula statale all'ingresso di Bassano, facilmente raggiungibile, l'ex Eurobrico. Adesso ci vorrà qualche settimana, dobbiamo fare dei lavori per prepararlo, nel frattempo rimaniamo al Palangaro. Insomma, sarà il modo per evitare i disagi che si sono registrati nelle scorse settimane al Pala Angarano, di cui ci siamo ampiamente occupati. Non avremo quei problemi di code, di cose che abbiamo avuto nella prima parte, anche perché si avvicina la stagione estiva, anche di caldo, e quindi insomma andiamo comunque ad agevolare il servizio. Questo lo stiamo facendo a Bassano. Altrettanta operazione sta avvenendo a Schio, e sempre di più ci saranno centri vaccinali sempre più grandi, perché comunque noi andremo a vaccinare tutta la popolazione. L'ex Eurobrico, grazie al vasto e sicuro parcheggio, si presta anche per allungare i tempi di vaccinazione nel corso della giornata. Stiamo anche individuando una località per fare un drive-in e terremo anche aperti i centri vaccinali fino alla mezzanotte. Insomma, questo è quello che sta succedendo all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana. Facciamo un passo non troppo distante, andiamo all'ULSS 8 Berica e facciamo un po' il punto della situazione su chi e come si deve vaccinare. Tra l'altro ci ha spiegato, illustrato questo passaggio, questo percorso, proprio la direttrice del SISP, del Servizio Igiene Sanità Pubblica, la dottoressa Maria Teresa Padovan. In questo momento noi stiamo concludendo la chiamata degli ultraottantenni. È una categoria di età a cui abbiamo inviato la lettera con specificato con chiarezza il giorno e il luogo dell'appuntamento. Sono le classiche chiamate attive. Allo stato dell'arte, con questa domenica 11 aprile si conclude l'offerta almeno della prima dose degli ultraottantenni. Esaurita questa fase, che ha visto l'invio delle lettere dell'USL, ad avere spazio sarà l'autoprenotazione sul portale della Regione Veneto, ma sarà anche qui al momento per determinate categorie. Ultra settantenni, però le fasce di età che non sono coperte dal medico di base. Per l'USL 8 i medici di medicina generale, ricordiamo, possono chiamare gli assistiti delle classi tra il 43 e il 47. Tutti gli altri dal 51 al 49 possono prenotarsi tramite il portale regionale. La nostra ULSS apre degli slot vaccinali per questa età in dipendenza dell'arrivo del vaccino. Poi ci sono i cosiddetti pazienti fragili, tipo i diabetici di tipo 1 con gravi patologie, che sono tabellate. Per loro è stata aperta un'apposita slot di prenotazione. Non mancano anche delle novità. È chiaro che in questo caso la prenotazione è possibile in base al codice di esenzione. Se il sistema non riconosce il codice di esenzione, il soggetto non può essere considerato prenotabile come fragile.
La novità poi è stata messa per i soggetti che abbiano una 104 e gli eventuali loro accompagnatori, abbiamo aperto degli slot anche per loro. Infine resta una piccola frazione per gli ultraottantenni che eventualmente non abbiano ricevuto per qualche motivo la lettera. E ovviamente in questa lotta al Covid, in questa campagna continua vaccinale, restano fondamentali le sedi di vaccinazione. Si cerca di capire se oltre alla fiera si possono aprire altre strutture. Allora ne parliamo con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. La guerra al Covid ha bisogno di fortezze, di campi di battaglia, di trincee strategiche. Le armi sono i vaccini, le munizioni sono le dosi, il nemico è l'epidemia del secolo, le basi logistiche sono i punti di vaccinazione. A Vicenza c'è la fiera come riferimento ovest, la zona est invece è ancora sguarnita e per questo il centro commerciale Palladio ha offerto i suoi spazi. Le sale possono essere gestite sia come punto vaccinale ma anche punto di attesa successivo alla vaccinazione, quindi per attendere quegli istanti per capire se tutto è andato liscio. E poi vi porto appunto per vedere il parcheggio che potrebbe essere destinato a questi utenti, che potrebbe diventare esclusivo e ospiterebbe oltre 400 auto. I corridoi che si susseguono a stanze numerate. Questo cinema sembra perfetto per trasformarsi in una clinica d'emergenza. Dopo il nostro servizio, Francesco Rucco si è attivato con l'ULSS Ottoberica, a cui ha avanzato la candidatura degli spazi del centro commerciale come nuovo hub. L'abbiamo avanzata, naturalmente è in fase di valutazione e deciderà poi l'ULSS, l'ultima parola spetta a loro. L'ultima parola spetta all'ULSS, anche perché bisogna organizzare le unità mediche composte da personale esperto che lavorerebbero nel nuovo hub. Di più, è necessario costruire una rete molto radicata non solo in città ma anche in provincia per consentire al più grande numero possibile di cittadini e anziani di raggiungere agevolmente il punto vaccinale. Sotto questo aspetto i campanili diventano un presidio fondamentale. Come abbiamo anticipato noi di Rete Veneta, la diocesi sarebbe pronta a concedere spazi parrocchiali, a cominciare dalla Chiesa dei Carmini. C'è stata la disponibilità da parte in particolare di alcune parrocchie di spazi per punto tamponi e punto vaccini. In particolare ad esempio i Carmini, dove c'era la vecchia scuola Little English che oggi è dismessa e vuota, avevano dato la disponibilità degli spazi, anche quelli potrebbero rientrare per farne un punto o tamponi o un punto vaccinazioni. E allora chiudiamo lanciando l'ultima idea. Anche lo Stadio Menti può diventare un punto vaccinazioni. È uno spazio ampio e all'aperto. La parola ovviamente anche in questo caso passa all'ULSS. Lo Stadio Menti potrebbe essere un'idea, naturalmente compatibilmente anche con le attività sportive che si svolgono, quindi ogni spazio ampio può essere messo a disposizione da parte di chi lo gestisce. E questa campagna vaccinale che sta facendo i conti un po' non soltanto a livello regionale, un po' a livello di tutta Italia, con la carenza però di dosi di vaccino. Allora sentiamo il direttore generale Francesco Benazzi, stiamo parlando dell'ULSS appunto della Marca. Campagna vaccinale sotto la lente dei carabinieri del NAS da una parte e portata faticosamente avanti dall'altra per la carenza di fiale. Si continua a eseguire circa 4.000 vaccinazioni al giorno, quando, con le strutture messe in piedi, se ne potrebbero somministrare il doppio, ma anche per la prossima settimana non ci si aspetta grandi forniture di siero. Noi dovremmo avere circa 21.000 dosi di Pfizer che arrivano mercoledì mattina e circa 3-4.000 dosi di AstraZeneca e niente altro. Rischiamo martedì di non fare la seduta perché non abbiamo più dosi. Martedì giornata di vaccini a rischio dunque, mentre su quelli eseguiti finora il direttore generale dell'ULSS 2 è sereno, anche di fronte all'ipotesi che i carabinieri decidano di visionare le liste dei soggetti a cui sono stati destinati. Noi siamo a disposizione comunque, so che i NAS stanno valutando in tutto il Veneto queste liste, io le sto raccogliendo anche per vederle, perché io credo dal punto di vista della congruenza di queste ci sia tutta. Se poi per caso qualcuno all'interno dei centri, questo non lo so, ma lo verificherò, ha messo dentro qualcuno che non era, ovviamente non aveva diritto, questo lo andrò a appurare, però mi sembra impossibile.
Né il personale del Tribunale né della Prefettura è stato ancora vaccinato, chiarisce infine Benazzi, e qualcuno manca all'appello anche tra le forze dell'ordine. Ci siamo dimenticati chiaramente delle forze impegnate all'interno del carcere, che comunque andremo adesso, appena ci arriverà del vaccino, andremo a fare anche loro. E continuiamo a parlare di Covid, degli effetti che il Covid, la pandemia sta avendo soprattutto sulle persone, però lo facciamo con un argomento un po' più leggero, ovvero parliamo di moda e cerchiamo di capire come l'emergenza Covid, come i vari lockdown che si sono susseguiti, come il lavoro, lo smart working, il lavoro da casa ha influito anche sul modo di vestire delle persone. Moda e coronavirus. Sarà cambiato lo stile dei bassanesi? Andiamo a scoprirlo. Abbigliamento no, stile abbigliamento più o meno no, a parte che questo accessorio qua che purtroppo bisogna portarlo. Sono sempre in tuta, a parte oggi. Sei cambiato per me? Oddio, un po' sì, perché rimanendo a casa ti senti un po' più comoda di vestirti a tuo agio, quindi indossi la tuta, magari anche carina, però uno stile un po' più comodo, meno da passeggio, diciamo. No, non è cambiato il mio modo di vestire, no. Come sempre, si rimane a casa si mette i vestiti di sempre. Ho continuato a lavorare, quindi sempre lo stesso identico modo. E come ti piace vestirti? Casual, però è un po' raffinato. È cambiato senz'altro, sicuramente, anche perché basta guardare, nel senso che la gente vuole anche spendere meno, per forza, quello è una cosa logica anche. È cambiato sicuramente, è sportivo, non più elegante, non c'è più un vestito. La gente compra solo felpe e tutte e non è bello. Adesso vi mostriamo un video che ci hanno girato alcuni nostri telespettatori. Guardate che lo mando. Ecco qua, chi, soprattutto i bassanesi, riconoscono, lo fermo un attimo, riconoscono benissimo il ponte di Bassano. Sappiamo benissimo che c'è tutta l'impalcatura perché stanno rifacendo la pavimentazione, quindi vediamo nulla di diverso rispetto a quello che vi abbiamo mostrato nei nostri telegiornali, se non che si vede questa figura che sta passeggiando, vediamo di rimandarvelo, che sta passeggiando che sta saltellando anzi sul ponte, ed è un cerbiatto, insomma una cosa che ha fatto, che è stata immortalata da alcuni bassanesi che si trovavano in zona proprio sul ponte vecchio, e questo Bambi, lo chiamiamo Bambi perché è stato così ribattezzato come il Bambi delle favole, che ha deciso di scendere e di farsi una passeggiata sul ponte vecchio, magari per vedere anche lui, farsi un po' un'idea di come potrà essere la nuova pavimentazione del ponte vecchio. E adesso invece ci occupiamo di un uovo gigante di Pasqua, visto che Pasqua si è appena conclusa, ma si parla ancora di solidarietà, e allora andiamo a Venezia. C'è proprio un detto veneziano che spiega come le uova di cioccolato siano buone anche dopo Pasqua. Ma quale sarà la sorpresa nell'uovo gigante dedicata al governatore Zaia e al sindaco Brugnaro? Siccome l'uovo, opera del maestro pasticcere Giancarlo Vio, decano dei pasticceri veneziani, deve essere ancora rotto, la curiosità si infittisce. Abbiamo cercato di svelare questo piccolo grande mistero con il nostro Lucio Zanato in piazza San Marco. Vediamo com'è andata. La decorazione deve essere fatta svelta in 15 minuti, non di più. E quindi bisogna veramente essere dei maestri, perché se vedete le rosette preparate una per una è fantastica. Ma il cioccolato a 30 gradi bisogna fare svelti, perché cosa vuole? È anche freschetto, il cioccolato si indurisce e bisogna immediatamente decorarlo. Perché lavoro il cioccolato al minimo 50 anni, che ho cominciato in Svizzera a 25 anni. Ed è arrivato a Venezia? E sono arrivato a Venezia negli anni 66-65. L'uovo gigante conterrà 2 sorprese dello scultore Giorgio Bortoli. Di cosa si tratta? Non si può dire, perché comunque è una cosa che rappresenta Venezia, la rinascita della nostra città, e finalmente, come dice un detto antico, dopo un Natale e 2 Pasque dovrebbe svanire questa pandemia. I ristoratori intanto sperano di poter presto ricominciare a lavorare. Sono un po' rappresentante di tutti i ristoratori storici della città. Per noi, cosa volete? Oggi è un giorno
che ci mancano tutte quelle cose già il secondo anno, tipo adesso c'è il primo taglio della Castraura, il primo fiore, il più bel fiore della laguna, magari chissà se ci sarà qualche spiraglio magari a metà mese, però sappiamo che dopo il giorno 2 noi apriremo. Certo è una grande sofferenza, noi a Venezia soffriamo tantissimo. E questo è il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, ricordo l'appuntamento alle 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Una buona giornata e una buona domenica a tutti voi, arrivederci.